Ciao ragazzi, oggi a scuola abbiamo parlato delle Janas. Di chi? Di che cosa? Sono delle fattine sarde, a volte sono buone, a volte sono cattive. Sì, possono essere viste solo dai bambini, perché sono puri di cuore. Infatti a scuola ci hanno raccontato una storia che... Oh, basta, non che mi fai sbagliare. Fammi provare, ora fammi provare. Te lo faccio suonare dopo. Guarda, i nostri amici stanno giocando a calcio, andiamo a giocare anche noi. Dai Ale, passa la palla. Ma se non la passano neanche a me. Cioè, ma siete proprio scarsi, poveri rari. Se ci vede in qualche pezzo grosso ci possono ingaggiare nella nazionale di calcio. Ma dobbiamo sempre giocare a calcio, non possiamo giocare a qualcos'altro. Dai, giochiamo a nascondino, inizio a contare io. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E tu chi sei? Ciao, comunque, io sono una fata, una giana come avrei notato, ma non lo deve sapere nessuno, Mamma! Ho visto una giana, sei là, dentro il cespuglio. Appena ho visto una giana, sei là, dentro il cespuglio. Oh ja mamma, passami il ghiaccio, che questa oggi ha preso troppo sole. Ma vai, là che le Janas non esistono. Invece sì, mia nonna mi racconta sempre che rivelano dove nascondono i loro tesori. Wow, magari io mi prenderei subito una bella bicicletta. Troverai una bicicletta. Bruno, che fai? Mamma, sto leggendo un libro bellissimo delle Janas. Però non fare tardi, domani c'è scuola. Mamma, posso lasciare la luce accesa? Ok. Sicuramente sesi un pipiu bravo mera, ti ollu premiai. A mezzanotte, vai a giardino, a tutte samate sabira, a zagatai scrisorgiu. E mo ci manca lascetti su senzucchi fuedera. Già mi dici rubrenu de maranduasa. Allora questa cosa è successa anche a mio padre.
Racconta, cosa gli è successo? Dopo la morte di mia nonna non riuscivamo più a trovare il suo anello. Una mattina mio padre si è svegliato ed è andato dritto nel sottoscala e dentro una scatola c'era proprio l'anello. Ma come? L'aveva sognato. Magari qualche ganso gliel'avrà detto. E quelle cattive? Avevate detto che c'erano anche quelle cattive. In realtà non sono cattive, forse un po' dispettose. Puniscono chi si comporta male, infatti... Picciò casa castiai deuapu acabao. Wow, ma è bellissimo! Che colori meravigliosi, l'azzurro del cielo. Che meraviglia, sei bravissima! E allora dobbiamo festeggiare! Forza ragazze, perché non andiamo tutte dentro? Sì, che bello! Poi prepariamo tutta una bella cenetta. E poi si balla! Sì! Ragazze, sorelle, ho dimenticato lo scialle, vado a prenderlo. Margarita, imperati furisti. Io avrei paura, le vorrei vedere, ma ho troppo paura. Mamma, che paura. Oh raga, è ora di rientrare. Andiamo. Ciao raga. Ciao! A domani! A domani. Motore. Azione.